Buongiorno a tutti cari amici, oggi vedremo tre aperture pericolose, perché sapete ci sono aperture pattaiole, aperture solide, però soprattutto per chi è agli inizi che vuole migliorare, bisogna cercare di vincere appunto tutte le partite, bisogna anche prendersi dei rischi, perché i rischi per se stessi sono anche rischi dell'avversario. Vedremo delle aperture pericolose con E4 e delle aperture pericolose da bianco, che il bianco gioca E4, che è la partita direi appunto più pericolosa, e poi vedremo alcune repliche da nero sia contro D4 sia contro E4. E vediamo da bianco con E4, dopo la mossa più popolare che è E5 simmetrica, qual è l'apertura più pericolosa di tutte? E il gambetto di re. Il gambetto di re che è pericoloso per entrambi, però anche per il nero lo è, perché stiamo aprendo il nostro re, stiamo indebolendo questa diagonale e stiamo anche sacrificando un pedone, però dopo E per F4, cavallo F3, stiamo per esempio controllando tutto il centro, alfiere C4, arrocco D4, se riprendiamo il pedone avremo un attacco fortissimo lungo la colonna F. Il gambetto di re è un'arma molto interessante. Se non sbaglio in un'Olimpiade addirittura Spassky ha sconfitto Bobby Fischer con il gambetto di re, lo sfidante per contro il campione del mondo Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi, ha fatto un corso anche sul gambetto di re ed è stata giocata soprattutto dai giocatori romantici del 1800, dal grande Adolf Andersen. Addirittura Adolf Andersen giocava la versione più pericolosa, giocava alfiere C4. Alfiere C4 si lascia dare lo scacco in H4 che è pericolosissimo, ma poi possiamo prendere in contropiede la donna nera giocando cavallo F3, D4, cavallo C3 per guadagnare tempi con lo sviluppo e creare appunto un attacco interessantissimo. Alfiere C5, D4. Addirittura il primo campione del mondo, che era uno dei più grandi, non era romantico, era uno dei più grandi strateghi degli scacchi, giocava a cavallo C3 e addirittura giocava il gambetto di re con il re in E2. Qua addirittura sono state giocate partite come l'immortale con il gambetto di re da parte del già menzionato Andersen, e questa apertura con il re in E2 giocata da Steinitz sembra assurda, però estremamente interessante ed è stata giocata da grandi giocatori anche come Keres. E qua penso che ci sia un grande gioco perché poi giocheremo cavallo F3 D4, certo il re in E2 soffre, però sicuramente potrete fare grandissime partite e giocare per vincere con questo gambetto. Direi certo bisogna armarsi di coraggio. Aperture pericolose per il nero. Contro E4, come sbilanciare al massimo? Perché non la siciliana? La siciliana impedisce al bianco l'appaiamento dei pedoni centrali e si presta appunto a prendere in D4 e si sbilancia già la struttura. Se il bianco gioca cavallo F3 e 6 D4 C per D cavallo per D, a questo punto, anzi volevo dire D6 e 6 porta altre siciliane, ma ora vi voglio far vedere la siciliana più aggressiva di tutte. Dopo D6 D4 C per D cavallo per D cavallo F6 cavallo C3. Ok, qua forse la più aggressiva di tutte è la variante del dragone, che è un nome già che fa paura, no? Un dragone, però un'altra siciliana molto interessante è la misteriosa A6, la variante Najdorf, giocata da grandissimi giocatori, tra cui Kasparov, Fischer e anche Anish Giri tra i giocatori moderni, Magnus Carlsen quando gioca agli Open e deve vincere, Wojtaszek, il fortissimo giocatore polacco. Tantissimi giocatori giocano la Najdorf per vincere, una delle aperture più aggressive. E ora, se il bianco gioca le linee principali che comportano l'arrocco lungo, per esempio l'attacco inglese o la variante classica con alfiere G5, è molto probabile che entrambi i giocatori giochino dei sistemi dove il bianco arrocca lungo e qua il bianco cercherà di creare un attacco pazzesco con i pedoni, un poundstorm, una tempesta di pedoni sull'ala di re, ma il nero farà altrettanto sull'ala di donna con
grandissime possibilità di sbilanciare il gioco e vincere. La patta è uno dei risultati poco probabili, che magari ci saranno patte spettacolari per scacco perpetuo e cose così, ma i fuochi artificiali non sono esclusi. E se non sbaglio, cari amici, penso che nell'Accademia di Mattoscacco ci sia qualche corso sulla siciliana che sicuramente potrà essere molto, molto utile per giocare per vincere con il nero contro i 4. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Da nero invece contro D4, con una delle aperture più solide, sbilanciare più difficili. Ci sono delle aperture dubbiosette, come il gambetto Benco, che è B5, ma sappiamo che un pedone è un pedone. C'è la Benoni, che però Benoni, l'etimologia della Benoni è figlio del dolore, e quindi è un'apertura che diciamo è per metà scorretta, secondo me, è soffrire giocare a Benoni, perché il bianco prende il centro, so, ci possono fare attacchi con F4 e 5 rapidi. No, contro, queste sono aperture pericolose. Poi c'è anche il gambetto Budapest, che in realtà è più piatta di quanto sempre. Poi un pedone, un pedone, no. Come apertura pericolosa contro D4 vi propongo l'Est Indiana. L'Est Indiana è un'apertura ipermoderna perché non lotta subito per il centro con D5, ma lascia che il bianco occupi il centro. E questa è la variante principale, la cosiddetta variante Mar del Plata. Il nero gioca E5, il bianco arrocca, e qua il nero gioca cavallo C6. Ora, per via della pressione, anche alla GX contro il pedone in D4, il modo migliore per giocare per il vantaggio, secondo le statistiche, è giocare con D5. Ma ora, dopo cavallo E7, c'è una situazione dove la freccia, no, dei pedoni neri, che bisogna guardare nelle posizioni chiuse, no? La freccia della catena di pedoni bloccata dalla catena di pedoni dell'avversaria, ci indica che dovremo attaccare nella di re. Se il bianco gioca le mosse più giocate, cavallo E1, il nero giocherà cavallo E8, cavallo D7 e creerà un attacco pedonale, un pawn storm nell'ala di re. Anche il nero potrà continuare, anche il bianco attaccherà nell'ala di donna, ma il nero attaccherà nell'ala di re. Piani possono essere torre F6 G6, torre F7, alfiere G7, torre G7, poi tirare addosso i pedoni, G3, far passare la donna in H4, se il bianco fa H3, sacrificare l'alfiere. E qua ci sono tante partite, e diciamo che grandissimi giocatori giocano l'Est Indiana, ancora Bobby Fischer e Garry Kasparov. Garry Kasparov è stato un profondo conoscitore dell'Est Indiana, e Hikaru Nakamura, anche grandissimo giocatore blitz, ha vinto partite bellissime con sacrifici di pezzi di donna con l'Est Indiana. E ci sono vari corsi, per esempio potete provare a cercare un corso di un forte giocatore inglese, Gawain Jones, ma anche nella nostra lingua, anche in italiano, sull'Accademia Mattoscacco offre dei corsi interessanti sull'Est Indiana. E diciamo che se volete giocare cose aggressive, giocare per vincere contro i sistemi più solidi del bianco, questi possono essere ottimi impianti. Vediamo se magari successivamente, se vi è piaciuto questo video che vi fa vedere alcune idee pericolose, magari per i giocatori che non vogliono rischiare possiamo fare un altro video dove illustrerò le aperture più piatte, le aperture dove si vogliono ridurre a zero o tendenti a zero il rischio di perdere. Grazie a tutti e alla prossima! Speriamo che, appunto, ho già chiuso il video, però volevo dire, tutte le aperture giocabili portano a un gioco pari. Allora, la cosa migliore è la questione di gusti, cioè voi dovete giocare
posizioni che combaciano con il vostro stile. Questo vi dico prima di lasciarvi, perché non importa l'apertura scientificamente migliore, tutti sono giocabili, il gioco è sempre patta, gioco corretto in tutte le aperture. Ciò che dovete cercare sono aperture che concordino con il vostro stile, solo così potrete massimizzare i vostri risultati, quindi sta a voi scoprire se siete degli attaccanti, se non volete rischiare, se siete avversi al rischio, se vi piace di più pattare più partite, perderne meno, perderne qualcuna di più, ma vincerne moltissime di più. Detto questo, scegliete, fate la vostra scelta. Grazie, a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!